Si rinnova l'accordo tra l'ASP di Agrigento e le farmacie convenzionate per aderire al programma regionale di screening oncologico. In un comunicato stampa l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e i farmacisti affermano come sono ancora insieme per le diagnosi precoce dei tumori alla mammella, del colon retto, della cervice uterina, grazie al rinnovo sino al prossimo mese di settembre 2023 dell'accordo siglato tra l'Atifar Federfarma di Agrigento e l'ASP e i servizi ADF. Le farmacie convenzionate presenti sul territorio provinciale agrigentino continueranno infatti a portare avanti il ruolo già attivo e determinante che svolgono nelle azioni di informazione, arruolamento dei cittadini ai programmi di screening oncologico e di consegna dei kit della ricerca del sangue occulto delle feci. L'obiettivo dell'intesa, la cui proroga rientra nelle disposizioni del decreto dell'assessorato regionale alla salute il 797/22, è quello di perfezionare una serie di azioni congiunte di grande rilievo per implementare l'adesione della popolazione target agli screening oncologici. In funzione di quanto messo nero su bianco, l'ASP, attraverso il centro gestionale screening, continuerà a curare l'accesso delle farmacie alla piattaforma screening. Alla base dell'accordo vi è la constatazione di quanto davvero strategico sia il ruolo giocato dalla rete delle farmacie, presidi costantemente vicini ai bisogni della gente, in grado di assicurare una copertura oraria di 12 ore al giorno. Le informazioni qualificate offerte dal farmacista insieme ai consigli preziosi che esso elargisce possono integrare gli sforzi intrapresi dall'ASP lungo il percorso della prevenzione. Per ciò che riguarda nello specifico la prevenzione del tumore del colon retto, le farmacie continueranno ad offrire il servizio di consegna agli assistiti della fascia di età tra i 50 e i 69 anni del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L'accettazione del campione sul software dello screening sarà riconsegnato alla stessa farmacia dall'utente, garantisce la sua tracciabilità informatica. Ciò garantirà il servizio svolto dai distributori, i quali tramite lo stesso software prenderanno in carico i campioni da consegnare alla patologia clinica del presidio ospedaliero di Agrigento e di Sciacca.